Una meraviglia. Allora, su d'Empiesu, 800 metri, una bellissima passeggiata. Tanto so che a te piace camminare, andiamo di qua e entriamo. Esatto. Bene? Va bene. Ah, eccoci qua. Questa è una casa Subinnetto. di pastori. Esatto, questa è una casa dei pastori. Ancora adesso la mantengono così com'è, Subinnetto. È un esempio di bioedilizia, vedi che adesso se ne parla tanto, loro già l'avevano scoperta anni fa. Praticamente le pietre, i materiali naturali sono messi così insieme senza niente, senza malta, senza niente. Sono proprio tagliate e incastrate alla perfezione, con cura. Ed è la stessa tecnica che vedremo giù, dal Sudempiesu, però ovviamente loro usavano sempre una struttura Questo è più moderno, complicata. Sì, però giù invece usano anche delle grappe, poi te le faccio vedere. Qua invece è proprio solamente pietre e le frasche sono state messe sopra per la copertura del tetto. Subinnetto. Bello, eh? Vuoi vedere? Ah, vedi le pietre che sono già così da Sì, vicino? sì, Sono sì. Sai perché è sempre circolare, no? La forma dell'architettura. Brava, è vero. Beh, c'è su Valudundu, Nuraghe, anche qui ricorre. La figura circolare è molto importante in Sardegna. Vuoi provare a entrare? Vai, attenzione che è buio. Attenzione alla testa. Ya. Quanto ci vuole a costruire un pinetto così? Quanto ci vuole? Un bravo pastore un mese e mezzo lo costruisce. È velocissimo. Vieni, continuiamo la passeggiata. Un tratto nuragico. Percorso naturalistico veramente importante. Hai visto com'è bella? Un sacco di profumi. Sì. Dai che stiamo per arrivare. Ah, che meraviglia, eh? Bellissimo. 3000 anni fa, piena epoca nuragica. Ed è uno dei pozzi sacri che ci sono in Sardegna, perché sai che l'acqua veniva venerata, veniva divinata con delle celebrazioni particolari, però in questo caso questo è l'unico esempio, vedi, c'è una copertura ed è l'unico esempio in cui la copertura è rimasta, ovviamente prima andava su a punta, ci sono gli archi che sostengono la struttura e anche qui, come era prima per i mureti a secco che ti ho detto che abbiamo visto prima, le pietre si sostengono da sole, sono perfettamente tagliate, Incredibile. hanno solamente delle grappe di piombo che servono ulteriormente, sono trachite e basalto le pietre che vedi qui. Questo è il Quindi primo qua pozzo. facevano le cerimonie. Esatto, questo è il primo pozzo con questa canala che vedi perfetta per l'uscita dell'acqua e proprio qui veniva celebrato il culto dell'acqua in questo primo pozzo e poi un secondo lassù con delle panche nelle quali ci si sedeva proprio per celebrare i riti. Questi archi servono anche a Questi archi sostenere la sì, struttura. hanno una funzione naturalmente di sostegno e anche estetica, però sostanzialmente proprio per reggere questa struttura così compatta. Ed è durato secoli di celebrazione dell'acqua, che poi la cosa è continuata anche dopo, in realtà, nei secoli successivi le persone venivano qua, hanno continuato a venire ancora molto più avanti. Non si può girare anche se è sacro? Si può girare con discrezione, ma tu insomma lo puoi fare. Vieni, te lo faccio vedere. Entra pure tu. Hai visto come le pietre sono tagliate alla perfezione? Che si incastrano perfettamente? E sono state fatte 3000 anni fa, se ci pensi, incredibile. E questa era una vasca? Questa è la seconda vasca nella quale si poteva anche entrare e ci si sedeva qui per celebrare dei riti, i dettagli naturalmente non li conosciamo, però si ipotizzano molte cose e qui si celebravano i riti sacri dedicati proprio all'acqua ed era un simbolo di fertilità molto importante. Ecco qua sarebbe bellissimo fare una inquadratura dal basso. Sì, ti lascio lo spazio così puoi... Vai pure.
Abbiamo il tempo che posso fare 5 minuti di ripresa del pozzo? Sì, ho voglia, tutto il tempo che vuoi. Ti lascio lavorare, va, fai tu. È un posto magico, eh?